Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, buon mercoledì a tutti. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta, per fare domande ai nostri ospiti o per commentare le notizie del giorno. Il numero è lo 02 66 20 35 29, oppure mandateci un SMS al 346 64 277 56. Come ogni mercoledì a quest'ora abbiamo in collegamento telefonico con noi Laura Cavandoli, deputata della Lega. Buongiorno Laura e buon mercoledì. Buongiorno a tutti. Bentornata qui in radio. Allora Laura, raccontaci un po' che aria tira alla Camera, quali sono i programmi per questa settimana, di che cosa state discutendo in questi giorni? Adesso Laura è abbastanza interessata sulla riduzione dei parlamentari, quindi Sì. Stiamo approvando questa modifica della Costituzione che prevede una riduzione del numero dei parlamentari da 630 qua alla Camera, 400, e da 315 a 200 al Senato. Quindi un provvedimento importante che va nel senso di rideterminare un po' i costi della politica, quelli che sono considerati abbastanza come gravosi, e quindi insomma un provvedimento che ci impegna parecchio, anche perché ci sono molte critiche che probabilmente verranno anche recepite da parte delle opposizioni, proprio per garantire la rappresentatività anche dei piccoli centri, dei piccoli comuni. Quindi ci tengo a dire, è una modifica costituzionale, quindi prevede un doppio vaglio, quindi non sarà la prima volta che passerà di qui, ma passerà un'altra volta, per cui si sta molto attenti. Insomma, la Carta Costituzionale ce l'hanno tramandata dal 48 che è in vigore, cerchiamo di modificarla, ma con una condivisione per quello che riguarda proprio le richieste nell'interesse della democrazia e dei cittadini. Perfetto, sì. Poi che altro c'è? Poi in realtà oggi dovremmo parlare della situazione sanitaria della Calabria, quindi è un provvedimento straordinario e urgente che proprio oggi dovrebbe arrivare questa mattina per capire cosa fare, perché ci sono dei grossi problemi insomma sulla sanità in Calabria, quindi sono necessari degli interventi economici per garantire anche ai cittadini calabresi appunto adeguati standard per quella che è l'attività sanitaria, insomma. Quindi purtroppo sono quei provvedimenti che a noi della Lega danno molto fastidio, perché noi siamo per le autonomie, no? Certo. E quindi vorremmo che le varie regioni si responsabilizzassero e applicassero quelle che sono le buone pratiche che alcune regioni stanno facendo e altre no, e invece purtroppo dobbiamo intervenire a livello centrale d'urgenza per dare delle risposte a richieste ed esigenze ovviamente sacrosante. Il diritto alla salute è ovviamente sacrosanto per la Calabria. Certo. Senti Laura, ieri è intervenuta di nuovo la Commissione europea, taglia insomma ancora le stime di crescita dell'Italia. Cos'altro appunto è stato scritto nelle previsioni economiche da Bruxelles sull'Italia, ecco? Ma sì, abbiamo visto che queste previsioni del PIL è stato ridotto al più 0,1%, ma qui sembra un po' che ci prendano in giro, perché noi avevamo previsto uno 0,3 con la legge bilancio, l'abbiamo ridimensionato a uno 0,2 col DEF che abbiamo approvato prima di Pasqua, e contemporaneamente sono usciti i risultati economici del primo trimestre che confermavano lo 0,2, quindi abbiamo detto le cose che che hanno recepito quello che già era, e ora ci tagliano ancora la previsione del PIL al 0,1, mettendoci all'ultimo posto dell'Europa. Su questo siamo preceduti insomma dalla Germania, quindi siamo fra i paesi manufatturieri, quelli che probabilmente sentono di più la crisi delle importazioni, per quello che probabilmente si vedono in discesa libera. In realtà, avendo letto insomma un po' quello che la Commissione europea ha scritto, diciamo che la cosa mi tranquillizza un po', nel senso che loro hanno detto che per il mercato del lavoro il reddito di cittadinanza darà una spinta alla disoccupazione, e invece abbiamo visto che questa previsione si è già bloccata, visto che le domande che dovevano esserci in realtà
sono, insomma, ne manca circa un 20% di quelle che erano preventivate, per cui questo non è così, anzi probabilmente proprio con il reddito di cittadinanza emergeranno delle posizioni lavorative, e un po' diamo il premio anche alla legge bilancio e alle nostre previsioni fiscali che permettono, ci tengo a dirlo, alle nuove attività imprenditoriali e professionali di pagare il 5% di tasse per i primi 3 anni di contribuzione, quindi è una flat tax molto 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 favorevole, ecco. E quindi in questo momento abbiamo una crescita dell'economia che sta leggermente invertendo la rotta rispetto a quello che erano le manovre dei precedenti governo PD, e anche il reddito di cittadinanza di fatto non porta a più disoccupazione, ma anzi all'emersione dei lavoratori che invece prima non c'erano. E a questo mi dilungo, lo so, mi permetto di dire che ieri il sottosegretario Bitonci e il vice ministro Garavaglia hanno presentato i risultati di quella rottamazione, quindi della rottamazione ter di tutte le cartelle esattoriali precedenti al 2017, e questo è stato una risposta ai suicidi degli imprenditori che sono avvenuti durante la legislatura precedente, ma soprattutto la possibilità per queste imprese, per queste famiglie di ricominciare a essere persone che possono avere un fisco, quindi contributori e lavoratori. Sì, senti Laura, abbiamo visto in queste ultime ore l'inchiesta di Milano, della DDA di Milano. Tu qual è il tuo parere? Che ne pensi di questa inchiesta? Ecco. È brutto dire che purtroppo quando ci sono le elezioni la magistratura inizia a fare inchieste e a lavorare più alacremente, però ci sono queste brutte coincidenze temporali che da un certo punto di vista squalificano proprio l'azione della magistratura, perché il fatto in sé, cioè il fatto che ci siano delle infiltrazioni mafiose all'interno di quella che è l'amministrazione regionale e anche poi a vari livelli comunali e anche qui in Parlamento, perché comunque è stato arrestato, comunque è stato messo sotto inchiesta anche un collega di Forza Italia. Forza Italia, esatto. Questo sicuramente è un problema gravissimo, la corruzione e il fatto che i bandi di gara e tutto quello che dovrebbe essere l'amministrazione delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici, sia indirizzata in un senso economicamente deviato, peraltro con accordi e infiltrazioni mafiose. Quindi il fatto di per sé, ovviamente, con tutta la presunzione di innocenza che la nostra Costituzione ci dà, ecco, è gravissimo. È chiaro che purtroppo la coincidenza temporale con l'appuntamento elettorale delle europee e di molte amministrative a fine maggio, secondo me fa anche un po' perdere il rilievo di quella che è l'importanza di questa indagine. Ecco, comunque io credo che tutte queste persone avranno diritto di difendersi e sicuramente mi auguro che non sia stato assolutamente così, perché ripeto, il fatto di per sé è molto grave. Ecco. Certo. Senti, adesso andiamo a Torino, perché dal 9 maggio, parliamo di Torino, dal 9 maggio, quindi da domani, ci sarà il Salone del Libro di Torino. Qui numerosissime polemiche sono sorte circa gli interventi degli scrittori. Raccontaci un po' cosa è successo, che polemica c'è stata e c'è ancora. Sì, c'è ancora, anche perché alla fine il Salone del Libro, che è in realtà un grande successo per Torino, una grande occasione di rilancio, perché effettivamente, e poi è l'incontro di tutto quello che dovrebbe essere appunto la cultura cartacea e digitale che c'è in Italia, quindi è sicuramente una piattaforma per tanti operatori e per tante case editrici, ecco. E su queste, insomma, sono sorte queste polemiche che alla fine, dal punto di vista mediatico, fanno pubblicità al salone e anche a questa casa editrice che si chiama Altaforte, mi sembra, che pare faccia apologia, secondo il Comune di Torino
e la regione Piemonte faccia apologia di fascismo. Quindi si sono preoccupati di fare un esposto in procura affinché la procura sollevi un'indagine e verifichi se effettivamente questa casa editrice faccia apologia di fascismo. Ora, il fatto di per sé, insomma, lo lasciamo alla magistratura, come deve essere in questi casi, le varie indagini, eccetera. Sicuramente in un certo modo c'è una pubblicità per il Salone del Libro e questo mi fa piacere, ecco, perché comunque Torino è una città che ha bisogno probabilmente di avere una buona notorietà, il Piemonte speriamo di cambiarlo, e sicuramente questa fa una pubblicità a una città che ha bisogno di un po' più di ribalta, di un po' più di un'amministrazione, diciamo, un po' più attenta a quelle che sono le esigenze del cittadino, perché se questo è il problema di Torino, ecco, allora credo che a Torino si starà benissimo, insomma. Io penso che Torino abbia ben altre problematiche di cui l'amministrazione deve ovviamente occuparsi. Vedremo domani, quando penso ci sarà l'inaugurazione, se queste polemiche insomma si placheranno. Allora, dalla regia Roberto, che saluto, mi dice che c'è una telefonata, anzi 2 telefonate, Laura. Le sentiamo. Pronto, buongiorno, chi è in linea? Buongiorno a te, chiamo dalla provincia di Monza. Ciao, sono ciao. Antonella. Ciao, Antonella. Buongiorno. Io credo, dico una cosa molto velocemente, queste inchieste, tutto quello che sta arrivando da qui e che arriverà purtroppo secondo me da qui al 25 maggio, fanno sì che le scoraggino, secondo me uno degli scopi anche molto fondamentali è che di scoraggiare le persone ad andare a votare, ma sì, cosa andiamo a fare, tanto sono tutti uguali, la politica fa schifo. Le solite cose, ecco. Mentre quelli di sinistra purtroppo sappiamo benissimo che questo non gli tocca, per cui le truppe carmelate andranno sicuramente in massa, per cui io vorrei pregare quelli che non votano PD e che non sono di sinistra come me, di andare a votare in massa, non facciamoci scoraggiare da queste indagini, perché se no hanno raggiunto il loro scopo. Il loro scopo è quello di scoraggiare la gente ad andare a votare, invece dobbiamo andare in tantissimi. Grazie mille e buon Antonella, lavoro. Grazie Antonella. Allora Laura, sentiamo la prossima telefonata e poi commentiamo. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, pronto, chi è? Io qua sto telefonando perché il signor Salvini... Da dove chiama lei? Da Siracusa. Ecco, bene, prego. Il signor Salvini aveva promesso per far diminuire le accise della benzina. Come sulla benzina noi poi paghiamo il 300% di tasse. E allora che fa il signor Salvini? Fa sempre la campagna elettorale e basta. Allora, grazie anche a lei. Allora Laura, commentiamo un po' i nostri interventi dei nostri ascoltatori. Allora, sulle accise la proposta c'è e non escludo che possa essere inserita nel decreto crescita che inizia il suo iter per la conversione proprio oggi qua alla Camera dei Deputati. La proposta c'è e purtroppo abbiamo un problema di valutazione, cioè non ci dicono quanto costa eliminarle, anche perché le accise sono abbastanza, si riferiscono quindi a dei debiti vecchi sulla benzina e quindi sono effettivamente di difficile quantificazione, per cui nella riorganizzazione, citato ieri 2 sottosegretari e viceministro all'economia e finanze proprio per questo motivo. Abbiamo quindi un problema, cioè sono molto attenti a quelle che sono le richieste, quelle che avevamo sempre detto e promesso, quindi la rottamazione e il fatto di eliminare quelle che sono le cartelle fino a 1.000 euro, l'avevamo promesso, abbiamo liberato dal fisco, dalle problematiche fiscali dei cittadini, l'abbiamo fatto. Sulla CISA ci stiamo lavorando, c'è un problema burocratico non indifferente, ma insomma in tempi brevi risolveremo anche questo. Certo. Giustissimo quello che ha detto la nostra ascoltatrice Antonella, sì, è proprio vero, cioè questa coincidenza, chiamiamola temporale, di questa indagine giudiziaria nei confronti della politica, della mala politica, tolgono entusiasmo, tolgono una voglia di andare a votare ai nostri elettori e siamo alle soglie di una elezione importantissima, e mi riferisco a quella del Parlamento europeo ovviamente, perché c'è una rideterminazione, una rinascita che deve avvenire dell'Europa, che noi proponiamo, che parte dall'Italia, attrazione Matteo Salvini, attrazione Italia, attrazione Lega. Quindi la gente non deve farsi scoraggiare da quelle che sono tutti cattivi, sono tutti uguali, la politica fa schifo, perché
c'è una politica attiva, c'è una politica valida, c'è una politica che passa dalle parole ai fatti, le promesse che fa le mantiene, che adesso però può rivoluzionare l'Europa. E allora mi collego a questo dicendo i giudizi che ci dà la Commissione europea, che siamo gli ultimi, che andiamo sotto, eccetera, li darà poi con altri criteri, perché non siamo tutti uguali. L'Italia non è uguale alla Germania, noi abbiamo piccole e medie imprese che lavorano e fanno PIL. La Germania ha grandi industrie, con piccoli operai, cioè con tanti operai, ma con alti numeri, per cui comunque siamo in situazioni economiche diverse. Abbiamo bisogno di un'Europa che contemperi tutte quelle che sono le nostre esigenze delle vari popoli, delle varie nazioni, per poter dare per poter fare in modo che queste nazioni diano un contributo per aumentare un'Europa giusta, non che sia l'Europa che ci dà come fosse un censore, no? Che ci dice questo no, questo sì, questo no. Noi non dobbiamo prendere, siamo stati sovrani, non dobbiamo prendere ordine dall'Europa, per cui mi raccomando, lo dico agli ascoltatori, andate a votare, è importantissimo, e portate le persone a votare per le europee, fatele votare. Certo, e ricordiamo poi, Laura, anche l'appuntamento del 18 maggio alle 16:30 in Piazza Duomo con il ministro Salvini. Ci sarai anche tu in piazza il 18? Certamente, saremo tantissimi, fra l'altro ci sarà un mega corteo che partirà poco prima, quindi insomma saremo là anche un po'. Dalle 15 iniziamo a prepararci, faremo questo corteo per arrivare fino a Piazza Duomo, quindi sarà una bellissima giornata di politica, di Europa, e parleranno gli altri leader europei che condividono e collaborano per questo progetto di nuova Europa che parte dalla Lega, che parte dall'Italia, per cui è importantissimo esserci. Chiedete alle vostre sezioni territoriali, ci sono i pullman e tutta l'organizzazione, ci vediamo poi il 18 maggio a Milano. Benissimo. Senti Laura, leggevo l'altro giorno su internet, no? Una classifica dei deputati e dei senatori assenteisti, se non sbaglio. Che cosa è emerso da questa classifica? Dopo questo primo anno, primi mesi di legislatura. Diciamo che noi come Lega usciamo molto bene, nel senso che siamo fra i più presenti, sia al Senato che alla Camera, quindi c'è una responsabilità anche dei parlamentari di esserci per condividere, per votare, oltre che per condividere le proposte nostre e del governo. Che l'onorevole Brambilla fosse poco presente qua a Montecitorio, sì, cioè quando la vediamo ci sembra quasi un fantasma, quello sì, perché effettivamente c'è la Brambilla oggi, perché effettivamente è una, insomma. Però io credo che il mandato parlamentare lo si deve onorare anche con la presenza qua a Roma. Capita spessissimo magari che ci sono eventi sul territorio a cui non possiamo andare perché siamo in aula e non sono graditi i nostri rifiuti, però io lo scrivo e lo dico sempre, è importante anche essere qui, perché qui abbiamo un ruolo istituzionale che non è solo quello di schiacciare il tasto per votare, ma anche quello di collaborare alla sistemazione di queste normative e poi ovviamente dare il sostegno a quello che fa il governo e alle nostre proposte. Certo. Leggo il nome anche di Giorgia Meloni, che sta a Roma, evidentemente fa un'attività politica più da tour che da Parlamento. Un peccato, perché effettivamente va bene. L'attività parlamentare è importante. Allora Laura, io ti ringrazio come al solito per essere stata qui con noi anche questo mercoledì. Ci risentiamo mercoledì prossimo e grazie mille, buon lavoro, buon proseguimento di giornata. Grazie a te, buon lavoro. Grazie mille a Laura Cavandoli, deputata della Lega. Adesso in collegamento telefonico con noi abbiamo il deputato della Lega Fabio Boniardi. Ciao Fabio, buongiorno. Ciao a tutti, anche agli ascoltatori. Allora Fabio, anche con Laura Cavandoli, la tua collega, abbiamo parlato di elezioni europee, abbiamo parlato dell'appuntamento del 18 maggio a Milano in Piazza Duomo. Ti chiedo quali sono le ultime novità sulle elezioni europee anche per quanto riguarda il Regno Unito, perché il Regno Unito dovrebbe andare anche al voto per le europee, giusto? Sì, esatto, sì. La notizia di ultimi giorni è una situazione un po' surreale. Il popolo del Regno Unito si è espresso per uscire dall'Europa, non riescono a trovare l'intesa, per cui parteciperanno anche loro alle elezioni europee e poi dopo, se usciranno, verranno ridistribuiti i seggi che sono assegnati al Regno Unito. La situazione mi sembra un po' assurda, però così è purtroppo la burocrazia
alcune volte è anche inutile infilarsi per capire le dinamiche di logica che sinceramente sono un po' assurde. Certo, senti Fabio, più o meno secondo te le proiezioni per queste elezioni europee quali sono? Ma allora, i sondaggi sono sempre sondaggi, bisogna sempre prenderli con le pinze, per l'amor del cielo nessuno vuole, indubbiamente tutti concordano sul fatto che come Lega otterremo un ottimo risultato, questo fuori ombra di dubbio. La speranza che oltre a noi in Italia anche gli altri partiti sovranisti riescano a imporsi in modo abbastanza deciso nei propri territori, anche perché in modo tale che potremmo anche andare a Bruxelles e a questo punto potremmo anche discutere in modo diverso quelli che sono i vincoli di bilancio del nostro paese. Logicamente non è che andremo a chiedere, evidentemente si potrà anche fare dei ragionamenti diversi che ci permetterebbero anche di poter usare la leva fiscale in favore dei cittadini e per cui poter fare quello che è il nostro programma con il rilancio dell'economia. Certo. Senti Fabio, come commenti purtroppo quel grave episodio che è successo a Napoli lo scorso weekend dove è rimasta ferita gravemente una bimba a cui sono andati a fare visita sia il ministro Salvini che il Presidente della Repubblica Mattarella. Cosa è successo insomma venerdì se non sbaglio a Napoli? Sì. Ma qui veramente da papà di un bambino rimango agghiacciato all'idea che possano succedere determinate cose ancora nel nostro paese. Una sparatoria per un regolamento di conti tra malavitosi in mezzo a una strada con dei passanti e soprattutto con dei bambini. Questo delinquente che nello scappare si è trovato in mezzo al fuoco, si è trovata la bambina che ne ha fatta le spese. Adesso speriamo vivamente, massimo augurio per questa bambina che possa farcela, che è stata operata, adesso è ancora in prognosi riservata, però veramente qui ribadisco, in un paese civile non dovrebbero succedere determinate cose. Certo, e senti Fabio, poi il ministro Salvini ha detto a Napoli ci sono più condannati in giro, tanti condannati in giro e ha annunciato proprio questa mattina lo spazzaclan, no? Dice il ministro, 800 assunzioni straordinarie per 25 milioni di euro in 2 anni per notificare le sentenze a migliaia di condannati in via definitiva che restano liberi per colpa di una burocrazia troppo lenta. Questo ha detto e ha scritto il ministro sulla sua pagina Facebook. Fabio, alla Camera oggi di cosa si discute? Taglio dei parlamentari, giusto? Esatto, sì, esatto. Stiamo portando avanti il secondo passaggio, poi ce ne sarà uno ulteriore al Senato perché essendo una riforma costituzionale, quindi per il taglio dei parlamentari per portare la Camera dei Deputati da 630 a 400 deputati e il Senato a 200 senatori. Adesso stiamo discutendo gli emendamenti, penso che tra oggi e domani dovremmo concludere l'iter. Dopodiché ci sarà l'ulteriore passaggio al Senato per concludere l'iter definitivamente. Era nel contratto di governo, quindi anche in questo caso stiamo portando a casa quello che avevamo detto. Benissimo. Senti, la Commissione europea che ne pensi di quello che ha detto ieri, che l'Italia è sempre ultima per quanto riguarda la crescita, gli investimenti? Sì, però attenzione, le valutazioni della Comunità Europea non tengono conto del primo trimestre. Ecco, che un po' allora, tutti sempre a dare addosso al nostro paese, poi dopo vieni a scoprire che la disoccupazione giovanile non è stata così bassa dal 2001, che c'è stato un aumento dell'occupazione, che il PIL è leggermente risalito, che abbiamo la produzione industriale che nel primo trimestre è uno dei paesi in Europa con il più alto tasso di crescita, quindi voglio dire non dobbiamo di certo cantare vittoria per uno 0,2% in più, per l'amor del cielo, questo sicuramente no, però indubbiamente rispetto alle previsioni di qualcuno che ci dava pareggio addirittura in negativo e con dei dati che alla fine stanno dicendo che anche dal punto di vista dell'occupazione stiamo salendo, ribadisco, hanno fatto dei conteggi senza tenere in considerazione il primo trimestre del 2019. Perfetto. Allora Fabio, purtroppo siamo in chiusura, io ti ringrazio per essere stato qui con noi quest'oggi, buona giornata e buon proseguimento di lavoro. Grazie a tutti gli ascoltatori.
ascoltatori. Grazie, ciao. Grazie mille a Fabio Boniardi, deputato della Lega. Allora, vi ricordo che oggi chiudiamo qua la nostra trasmissione, ma adesso vi facciamo sentire vari interventi del ministro Salvini in giro per l'Italia in questi ultimi giorni. Roberto dalla regia manderà in onda l'intervento del ministro Salvini di ieri a Pavia e anche il suo video messaggio su Facebook. Allora io vi ringrazio per averci seguito, ci risentiamo domani mattina puntuali alle 10:35. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa, lo sa. E che se lo dici al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Il capitano Matteo Salvini. Facciamo i candidati. Adesso, prima di passare la parola al nostro capitano, passiamo con quello che è la nostra squadra, la squadra della Lega, la squadra insieme a Fabrizio Fracassi, i nostri candidati in Consiglio Comunale, Roberto Marciggia, Fausto Bazzani, Beltrami Cristiano, Bianchini Luca, Comini Daniele, Cremascoli Vittoria, venite qui, De Blasi Anna, Dell'Acqua Marco, Domimagni Cristina, Fieschi Alessio, Gallo Gennaro, Ghilardi Miranda, Inchingolo Adriano, Malfanti Massimo, Manzi Nicolò, Marchetti Eugenia, Marcone Roberta, Martini Franco, Massarotti Carolina, Mura Roberto, Pizzoccaro Simona, Reali Marco, Rinaldi Angelo, Rizzi Cristina, Rona Gianmatteo, Tacconi Massimo, Taraso Maria Pia, Filocca Roberto, Privi Pietro, Vaghi Rosangela, Vitali Maurizio e Zella Daniele. Ragazzi, abbiamo una squadra fortissima. Andiamo a riprenderci Pavia, Pavia ci compete, Pavia ci aspetta, ma soprattutto adesso la parola a colui che ci vede qua ed è colui che ha portato l'Italia ad essere all'alto dei cieli, il nostro capitano Matteo! Più forte! Matteo! Matteo! Matteo!
sono pronto. Grazie ragazzi. Non ho parole per commentare una piazza del genere che io a Pavia non avevo mai visto. Se uno avesse dovuto venire qua aspettandosi qualcosa leggendo i giornali fino ad oggi avevano dato voce solo a 4 zecche rosse che dicevano la loro, che evidentemente non rappresentano niente nessuno. Ho visto che avevano fatto addirittura volantini in multilingue per dire ci vediamo in piazza della Vittoria. O hanno sbagliato piazza o hanno sbagliato città, perché io vedo un sacco di pavesi per bene, tranquilli, in democrazia funziona così, li vedo anche alle finestre, comodi voi, state al caldo. E quindi grazie, perché sto girando l'Italia in lungo e in largo e la voce che mi è rimasta ne è la testimonianza, cercando di ridare orgoglio, speranza e lavoro ai cittadini per bene da nord a sud. Ieri sono stato in Campania, oggi qua, domani a Roma, giovedì sono in Calabria, nel fine settimana in Lombardia, in Veneto, unendo la gente per bene e nel nome di un principio che a sinistra qualcuno contesta, ma secondo me è sacrosanto, che io chiedo di applicare a tutti i sindaci e applichiamo dove governiamo nelle regioni e applichiamo come ministri. In un momento di difficoltà economica prima vengono gli italiani e poi viene il resto del mondo. Anche a Pavia per le case popolari, per i contributi comunali, il bonus bebè, il bonus affitto, il bonus di qua e il bonus di là. E per qualcuno prima veniva il resto del mondo e poi se avanzava qualcosa arrivavano i poveri italiani. Secondo me è giusto fare il contrario e penso che stiamo dimostrando in questi mesi di passare dalle parole ai fatti, non solo e soltanto sul tema immigrazione e sicurezza. Io oggi ero in Brianza, prima a Concorezzo e poi a Giussano, e sono stato felice perché ho incontrato decine di persone, decine di donne e di uomini che ci hanno detto grazie, alcuni dei quali anche hanno avuto l'onestà di dire noi non abbiamo mai votato Lega nella vita, mai, però eravamo curiosi di vedere se sareste stati in grado di mantenere la promessa fatta. Queste decine di persone ci hanno detto grazie, adesso ci fidiamo di voi, l'avevamo detto contro tutto e contro tutti, ci dicevano dall'Europa, dalla Banca d'Italia, dall'Inps, dalla Corte dei Conti, dal Lussemburgo che non ci saremmo riusciti, ci stiamo riuscendo a smontare quella schifezza della legge Fornero, restituendo anni di vita, di speranza, di pensione e di lavoro a migliaia di giovani e migliaia di opportunità di lavoro a migliaia di giovani che finalmente potranno cominciare a lavorare senza scappare, perché uno arriva qua, si diploma, fa l'università a Pavia e poi che opportunità gli si presentano? O al babbo e la mamma o col negozio o con lo studio professionale o con l'azienda, oppure per cominciare ad avere un lavoro di quelli con la L maiuscola. Quando dico lavoro con la L maiuscola non intendo quelli a 3 euro all'ora con contratti di 20 giorni in 20 giorni che forse ti vengono rinnovati e il primo posto normale ce l'hai a 40 anni quando hai già perso la voglia e la possibilità di mettere al mondo un figlio e allora i figli te li mandano sui barconi di 20 anni che arrivano dall'altra parte del mondo ma non c'entrano niente con la nostra storia e la nostra cultura. Un lavoro normalmente retribuito, un lavoro che una volta da queste parti, e lo diceva Angelo, e per questo c'è bisogno che ci mandiate a far battaglia a Bruxelles, spesso e volentieri era un lavoro agricolo. Hanno distrutto la produzione del riso, con quelli della Lega unici in Europa a dire difendiamo il riso lombardo, difendiamo il riso italiano, mettiamo delle barriere, mettiamo dei dazi, mettiamo delle protezioni. No. Poi dopo 5 anni si sono svegliati, hanno visto che arrivava il riso dalla Cambogia, dal Myanmar, con fertilizzanti, pesticidi, dove vengono usati i bambini a lavorare nei campi. Dopo 5 anni se ne sono accorti e hanno detto rimettiamo i dazi che avevano tolto, ma intanto hanno fatto il danno che hanno fatto. Il primo settore che come Lega andremo
a difendere in Europa è proprio l'agricoltura italiana. Dateci la forza per andare a difendere i nostri agricoltori, i nostri allevatori, i nostri produttori. Attenti a dire così, perché secondo me c'è qualche telegiornale, magari il TG1, che prende questo sonoro e dice che la piazza era per Matteo Renzi. Quindi fidarsi è bene, non fidarsi. No, vabbè. Stavo scherzando. Si offendono un po' sti personaggi. Si è offeso uno a cui ho detto non vengo da te domenica sera in televisione, Fabio Fazio. Si è offeso. Ma a parte il fatto che, visto che si porta a casa 3 milioni di euro all'anno, anche se si offende penso che gli possa passare, e io gli avevo detto vengo da te ospite anche se sei spudoratamente di sinistra, ed è una vergogna che su una televisione pagata da tutti gli italiani ci sia qualcuno che fa campagna elettorale solo per la sinistra con Rolex al polso. Gli ho detto vengo da te se ti dimezzi lo stipendio. Col cazzo che ha risposto, perché sono bravi a fare i compagni ma coi milioni sul conto corrente. E vabbè, ha fatto a meno di me. Amen. Dovremmo cambiare qualcosina per l'obiettivo, e bisogna anche tornare a ragionare di una proposta che facemmo anni fa, che è quella di mettere sul mercato alcuni canali televisivi della Rai perché la smettano di pagarla agli italiani, e quindi di privatizzare quello che va privatizzato come in altri paesi al mondo. Però una cosa per volta. Quota 100, legge Fornero, un'altra promessa che avevamo fatto e che stiamo cominciando a mantenere. Non vengo qua a vendere miracoli. Abbiamo cominciato a mantenere gli impegni. Un altro impegno che riguarderà sicuramente tanti di voi che sono in piazza era di rottamare i milioni di cartelle esattoriali di Equitalia che stanno rovinando la vita a milioni di lavoratori italiani. Con la pace fiscale 2 milioni di italiani da quest'anno tornano a lavorare e a pagare le tasse e a vivere da donne e da uomini liberi, e sono 2 milioni di fantasmi che tornano a essere uomini e donne. Altro impegno che abbiamo cominciato a mantenere sulla riduzione delle tasse. Abbiamo cominciato dai piccolini, partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, i dimenticati dalla sinistra, perché in Italia per qualcuno se lavori in proprio sei un truffatore e un evasore a prescindere, mentre se non ci fossero le imprese l'Italia sarebbe un paese morto. Se non ci fossero gli artigiani, i commercianti, le partite IVA, i piccoli imprenditori che sono la spina dorsale. Certo, la riduzione delle tasse noi vogliamo che arrivi anche a casa delle famiglie e dei lavoratori dipendenti, e su questo ci confronteremo in Parlamento e al governo, perché non accetto e non accetterò che nessun collega ministro mi dica la riduzione delle tasse non è un'emergenza in Italia, ne riparliamo fra un po'. No, adesso parliamo della riduzione delle tasse, non fra un po'. Questo vediamo. Altra promessa, se ne parlava da anni, è finalmente legge dello Stato il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito in casa sua, nel suo negozio, nel suo bar, nella sua farmacia, nel suo ristorante. Troppi ne abbiamo incontrati. Troppi ne abbiamo incontrati anche in provincia di Pavia, di persone per bene, lavoratori, lavoratrici, che si sono difesi e sono finiti nei guai, hanno pagato per anni gli avvocati, hanno girato per anni i tribunali, in alcuni casi sono stati anche in galera e in altri casi hanno dovuto fino a risarcire i parenti del povero rapinatore ferito. Il povero rapinatore ferito, se vuole evitare di essere ferito, nella prossima vita fa un mestiere più onesto, così nessuno lo ferisce, molto semplicemente. La sinistra ha detto che è il Far West. A me mi par no, perché sei tu che entri a casa mia alle 3 di notte armato
E se ti trovo in casa mia, io attenzione non ho il porto d'armi, non ho fucili, non ho pistole, tengo lì il mattarello che usava la mia nonna per tirare la sfoglia, però se trovo qualcuno in casa mia alle 3 di notte e c'è mio figlio o c'è mia figlia che dormono di fianco a me, non aspetto che questo faccia qualcosa, mi muovo prima io, perché è lui che è fuori posto, è lui che deve stare attento a quello che fa, perché la proprietà privata è sacra in Italia fino a prova contraria. Vediamo di rimettere i puntini sulle i. Entro maggio il Senato approverà un'altra legge di civiltà che ci permetterà di accendere le telecamere negli asili nido, nelle scuole materne e nelle case di riposo. Asili nido, scuole materne e case di riposo, per proteggere bimbi, anziani e disabili. Un'altra legge che riguarda la scuola è stata approvata questa settimana e tornerà come materia di studio obbligatoria l'educazione civica sui banchi di scuola per ragazze e ragazzi, anche se bisognerebbe portarla in qualche centro sociale l'educazione civica, non solo a scuola, ma quelli, a partire da quelli abusivi, provvederemo noi chiudendoli dal primo all'ultimo, perché l'utilità del centro sociale è pari a quella del campo rom, zero, utilità sociale del centro sociale, zero. No, non è vero, lì c'è un certo tipo di agricoltura diversa, ci sono coltivazioni diverse e devo dire che io domani mattina parto presto perché vado in Consiglio dei Ministri, tutti i giornali vedranno, ma ci sono le dimissioni, non ci sono le dimissioni di Tizio, di Caio, mi interessa men che zero. Quello che mi interessa domani è che alle 12:30 ho invitato al Ministero dell'Interno i responsabili delle principali comunità di recupero dei tossicodipendenti in Italia, perché con loro voglio studiare una legge che preveda la galera certa per gli spacciatori di droga, la galera certa per qualunque spacciatore di qualunque droga in qualunque quantità. Perché da ministro sono stanco di vedere poliziotti e carabinieri che rischiano la vita per inseguire uno spacciatore e se lo beccano in giro per Pavia il giorno dopo, nella stessa piazza a spacciare la stessa droga. Perché hanno trovato un giudice che ha deciso che poverino, aveva solo 2 etti di droga in tasca. Era uso personale. Alla faccia, uso personale. Quindi un passo dopo l'altro, un paese più normale dove ci sono diritti, ma ci sono anche i doveri. Ho visto sul volantino dei centri, non so, di qualche compagno, di qualche sfigato di sinistra che oggi invitava al boicottaggio, che diceva a Pavia diritti per tutti. No, diritti per chi ha diritto di aver riconosciuto un diritto, perché ai diritti si accompagnano i doveri, altrimenti è la fine. Diritti per tutti. Il diritto ce l'hanno i cittadini italiani e io per cittadini italiani, attenzione, intendo, badate bene, anche i tanti immigrati regolari e per bene che sono a Pavia e portano rispetto e pagano le tasse e mandano i figli a scuola. Sono miei fratelli e mie sorelle. Io non distingo un essere umano in base al colore della pelle, anzi, volendo vedere gli unici razzisti che sono sopravvissuti in Italia, stanno a sinistra e sono razzisti contro gli italiani e sono razzisti anche nei confronti degli immigrati che vedono come schiavi e nuovi elettori. Tutto qua. Per me ci sono uomini e donne, bianchi, neri, gialli, verdi, fucsi, arancioni, non mi interessa, uomini e donne, per bene o per male. Chi scappa dalla guerra ha in casa mia, casa sua, semplicemente da ministro ho guardato i dati e rispetto agli anni passati adesso vengono riconosciuti come profughi solo coloro che scappano davvero dalla guerra. Gli altri tornano a casa loro dal primo all'ultimo, perché la guerra ce la stavano portando in casa. I dati aggiornati ad oggi, maggio 2019 rispetto al maggio dell'anno scorso, vedono una riduzione degli sbarchi del 92%. In Italia i porti sono e rimangono chiusi. Punto. Anche sul Ticino e anche sul Po. Chiudiamo tutto quello che riusciamo a chiudere. Si arriva se si ha il permesso di arrivare.
E un'altra roba che ho fatto, perché fino all'anno scorso dicevano che tutti quelli che accoglievano, anche a Pavia, accoglievano perché erano generosi, solidali, accoglienti, per spirito di carità cristiana. E io ho detto, vediamo, invece di 35 euro al giorno abbiamo dimezzato la quota. Sapete cosa è successo? Tutti gli accoglienti sono spariti. Sono spariti. Tutti generosi, solidali. Allora forse mi viene il dubbio che non accoglievano perché erano buoni, ma accoglievano per guadagnare quattrini. E allora la smettono di guadagnare i quattrini sulla pelle di questa gente a sbafo degli italiani e cambiano mestiere. Sì, signora, mi chiamo Matteo. Nato a Milano 46 anni fa. Tifoso del Milan. Sì, purtroppo. Mi sa che fa prima il Pavia a tornare in Champions League, però una roba per volta, aspettiamo. Su questo non posso fare decreti. No, però una cosa che sto facendo da ministro dell'Interno, adesso che ci penso, che hanno provato a fare tutti prima di noi senza riuscirci, e io spero di riuscire a cominciare proprio dal prossimo campionato, è che a pagare le spese dell'ordine pubblico fuori e dentro degli stadi non siano più i cittadini italiani, ma siano le società di calcio, perché non si capisce perché debbano pagare per i poliziotti e per i carabinieri che evitano che la gente si pesti fuori dallo stadio tutti, mentre invece ci sono squadre di calcio che pagano anche 10 milioni di euro, uno in mutande per correre dietro un pallone, potranno anche pagare gli straordinari di qualche poliziotto, di qualche carabiniere. E quindi vediamo se riusciremo a fare anche questo piccolo, ma sono piccoli segnali, anche perché grazie ai soldi risparmiati dal taglio degli sbarchi abbiamo messo in manovra economica i soldi per assumere 8.000 poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco, finanzieri e uomini della penitenziaria. 8.000. Sto lavorando al Ministro dell'Interno per portare anche lo stipendio e il trattamento pensionistico dei vigili del fuoco al pari di quello delle altre forze dell'ordine, cosa che mi sembra giusto visto che si rischia tutti quanti la vita e mi sembra che sia equo. E anche questo lo dovevano fare anni e anni e anni, nessuno. Poi ci sono quelli del PD che vanno in televisione e dicono però questo governo non ha ancora risolto i problemi del mondo. Ma siamo qua da neanche un anno e abbiamo più fatto noi in 9 mesi che voi in 9 anni. E siete qua a spiegarci cosa bisogna fare a Pavia. Ma lascia sta. Quindi è questo. Certo, quello che stiamo facendo ci sta costando tanti amici, ci sta portando fra gli italiani. Qualche nemico un po' potente ce lo sta portando. Minacce quotidiane. Ormai è moda che qualche scemo vada in giro a scrivere sui muri: sparate a Salvini, Salvini mori, Salvini boia, Salvini appeso, Salvini a testa in giù. Più mi minacciano, più io vado avanti come un treno a lavorare per il bene del mio paese. Non mi spaventano manco morto. Zero. Certo, è un segno di scarsa civiltà, però se a sinistra sono ridotti alle scritte sui muri e alla caccia al fascista. C'è che? Ci sono 4 amici da centro sociale. Fate un applauso, dai, fate un applauso. Perché chi ancora crede nel comunismo nel 2019 merita affetto. Merita affetto. Se vinciamo a Pavia, il sindaco dedicherà un museo al comunista, perché è una specie antropologicamente interessante, come il panda, come l'orsetto lavatore. Sono coccolosi, sono bruttini spesso, però sono da approfondire, perché chi va in giro con la bandiera rossa, con la falce e il martello nel 2019, secondo me vive su Marte. Secondo me vive su Marte. Anche perché nella storia dell'uomo non ho mai capito perché dal paradiso comunista, Unione Sovietica, Cuba,
Germania Est, Corea del Nord, era così un paradiso che tutti cercavano di scappare. Pensa a questi matti che stavano in paradiso, e io vedo lì una bandiera del Venezuela e spero che anche il Venezuela si liberi presto da uno degli ultimi dittatori comunisti che sta affamando il suo popolo a furia di fame, galera e tortura. Non c'è più bisogno di regimi, di nessuna, non torneranno il fascismo, il comunismo, il nazismo, anche se a sinistra li cercano ma non li trovano. Settimana scorsa è stato eccezionale, ho fatto il giro dell'Emilia e della Romagna e abbiamo fatto piazze incredibili, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara. Arrivo la sera a Forlì, era l'ultima tappa e veniva giù un'acqua dell'accidente. La Lega locale, come oggi a Pavia, aveva preparato il palco col megaschermo, gli altoparlanti, però veniva giù acqua a catinelle, quindi non funzionavano neanche gli altoparlanti, allora hanno dovuto prendere la sala comunale che c'era sopra la piazza più grande di questa, solo che su in sala comunale ci stavano fra le 3 e le 400 persone e in piazza c'erano 3.000 persone con l'ombrello aperto ad aspettare. Allora io salgo, però mi spiaceva, ho detto, però noi siamo qua in 300, ci diciamo le nostre robe, però giù ci sono 3.000 persone che il sabato sera invece di stare a casa sono lì con l'ombrello ad aspettare qualcosa. Non si può dire qualcosa, quantomeno salutare o quantomeno ringraziare questi romagnoli che stanno aspettando da minuti e minuti con l'ombrello in mano. Mi fanno, sì ministro, c'è il balcone sulla piazza. L'avessi mai fatto. Vado sul balcone a salutare il giorno dopo. Salvini come Mussolini. Arringa la folla romagnola dallo stesso balcone da cui parlò il duce. Ma cazzo, ma se piove, come fai? Mi butto? No. C'hanno sta mania, è del fascismo. Io settimana scorsa ho fatto una riflessione normale che mi è venuta in mente accompagnando mia figlia a scuola a proposito di educazione e del fatto che i bimbi dovrebbero essere in classe tutti uguali, non bimbi di serie A o bimbi di serie B, bimbi ricchi o bimbi poveri. Ho detto, quando andavo a scuola io avevo il grembiulino e quindi secondo me non farebbe male che ci fosse il grembiulino per i bimbi a scuola, in modo tale che non c'è quello con la felpa da 500 euro e il figlio dall'operaio che invece non se la può permettere. Anche lì apriti cielo, come il duce vuole mettere le divise ai bambini. Ma ragazzi, ma rilassatevi, siamo in democrazia, rimarremo in democrazia. Vi do questa anteprima a Pavia: non torneranno né il fascismo, né il comunismo, né il nazismo, ma molto semplicemente abbiamo ritrovato l'orgoglio di essere cittadini italiani, di essere cittadini liberi di un paese libero, che è stufo di andare a Bruxelles col cappello in mano. No, sei un mito è la canzone degli 883. No, io lo so che è pavese e io adoro Max Pezzali, però se lo dico lo rovino perché dico, ah cazzo, Salvini ama Max Pezzali, eliminiamolo da tutti i concorsi musicali, perché ormai mi alzo la mattina e apro il giornale per vedere per quale motivo secondo Saviano o la Boldrini mi dovrei dimettere e non posso più mangiare il pane Nutella e non posso più mettere la felpa della polizia. Io mangio pane Nutella e indosso con orgoglio la giacca della Polizia di Stato e se ne facciano una ragione. Quindi vivi e lascia vivere. Non la faccio troppo lunga, rimane tanto da fare soprattutto sul fronte tasse e lavoro. Cercheremo di convincere anche i nostri amici dei 5 Stelle a togliere alcuni strumenti di tortura fiscale che ormai non servono più. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex,
Stiamo presentando una nuova collezione di materassi. Venite a provarli, vi aspettiamo con pagamenti rateali, senza interessi, con trasporto, montaggio e smaltimento dell'usato gratuito, con detrazioni fiscali e con il bonus mobili, con il recupero del 50% della spesa. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. E se ne facciano una ragione. Quindi vivi e lascia vivere. Non la faccio troppo lunga, rimane tanto da fare soprattutto sul fronte tasse e lavoro. Cercheremo di convincere anche i nostri amici dei 5 Stelle a togliere alcuni strumenti di tortura fiscale che ormai non servono più, e penso agli studi di settore che massacrano milioni di italiani senza un motivo e senza un senso, perché c'è qualcuno che pensa che l'evasione fiscale si combatta con le parte bollate o col terrorismo fiscale. No, l'unico modo per sconfiggere l'evasione fiscale è abbassare le tasse e rendere conveniente e possibile a tutti pagare le tasse. Altri modi non ce ne sono. C'è la curva lì. Onore alla curva. Lo faccio col braccio sinistro perché se vi saluto col braccio destro è un casino. Domani fanno la foto sbagliata e figurati, ci arrestano tutti quanti. 5.000 avvisi di garanzia a Pavia. No, lascia sta, abbiamo bisogno di uomini e donne liberi, orgogliosi. Vi chiedo una cortesia, vi chiedo, io sono venuto con orgoglio e con gioia a Pavia, vi chiedo di contraccambiare sabato 18 maggio, ore 15, 100.000 italiani in Piazza del Duomo a Milano per riprenderci in mano il nostro paese e avvisare i signori di Bruxelles che l'Italia sta arrivando, che la Lega sta arrivando, e non saremo da soli. Ci saranno Marine Le Pen, gli austriaci, i tedeschi, gli svedesi, i danesi, i bulgari, i finlandesi, e per la prima volta nella storia non saremo noi italiani a andare in un paese straniero a farci spiegare cosa succede in Europa, ma saranno tutti gli altri popoli europei che verranno a Milano, perché la nuova Europa riparte dall'Italia, riparte da Milano, e ai nostri figli la lasciamo libera e non un califfato islamico in cui le donne vanno in giro coperte da capo a piedi con un tappeto in testa. Ma mettitelo a casa tua il tappeto in testa, non a Pavia, non in Italia. E viva pane e salame e Lambrusco! Per dire che io do rispetto a chi porta rispetto, e quindi ognuno può credere nel Dio che vuole, mangiare quello che vuole, bere quello che vuole, far l'amore con chi vuole, però se arrivi a Pavia e inizi a dire però sindaco, non mi piace il presepe, non mi piace il crocifisso, non mi piace Gesù bambino, torna a casa tua e fai quello che vuoi, perché non dobbiamo mica essere noi a cambiare modo di vivere in base alle esigenze dell'ultimo arrivato. Rispetto. Io sono stato in Turchia e per andare a visitare la moschea di Istanbul mi hanno detto ti devi togliere le scarpe. Non è che sono stato lì a fare il fenomeno, no, è un mio diritto umano tenere le scarpe. A casa tua si usa così, mi tolgo le scarpe, perché la mia mamma mi ha insegnato a essere educato quando vado a casa di qualcun altro, molto semplicemente, e voglio che in Italia valga lo stesso principio. Quindi rispetto per tutti, in Europa per combattere per il lavoro, ma anche per alcuni valori che qualcuno ha cercato di cancellare. Quando sono arrivato al Ministero dell'Interno ho combattuto per mesi per fare una roba che costa zero, però per riportare sui computer e sui moduli per chiedere la carta d'identità elettronica 2 parole che chi c'era prima di noi aveva cancellato perché erano vecchie ed erano discriminatorie. E io ho detto no, non sono 2 parole discriminatorie, sono 2 parole che sono il nostro passato ma il nostro futuro, sono la nostra storia,
sono le due parole più belle del mondo e solo un cretino può vergognarsi di queste due parole, che adesso sono tornate sui moduli del Ministero dell'Interno e sono mamma e papà. Mamma e papà. A chi può dar fastidio la mamma o il papà? Cioè, domenica è la festa della mamma, non è la festa del genitore 4. C'è la festa della mamma. Questo vuol dire che ognuno a casa sua fa quello che vuole. Io voglio togliere gli studi di settore dalla pizzeria Bella Napoli e dalla creperia che c'è lì di fianco. Ovviamente lo Stato non entra in camera da letto. Voi stasera tornate a casa vostra e ovviamente fate liberamente quello che volete. Mangiate con chi volete, guardate quello che volete, ascoltate la musica che volete e fate l'amore con chi volete. Per me ognuno è libero di fare quello che vuole. Però finché campo ovviamente difendo il diritto di un bambino ad avere una mamma e un papà, a venire al mondo se ci sono una mamma e un papà, a essere adottato se ci sono una mamma e un papà. È una roba così strana. M'han detto Medioevo. Come cazzo Medioevo? Per nascere dovrai essere nato da una mamma e da un papà, anche perché queste fenomenali femministe che parlano di una schifezza come l'utero in affitto, io non le capisco, perché l'utero in affitto è una porcheria al solo pensarlo. Che la donna sia un forno a microonde che spara fuori ovuli, ma siamo veramente alla follia, questo non è il futuro, questo è, e qualcuno vorrebbe spiegarlo anche ai bimbi dell'asilo, delle elementari, che qualcuno sostiene che i bimbi non devono essere maschietti e femminucce, ma sono così un po' indistinti e poi da grandi decidono cosa essere. Ragazzi, abbiamo qualche millennio di storia alle spalle, vorrei averne qualche millennio anche davanti, quindi rispetto per tutti, ma non scherziamo con quello che è la nostra storia, il nostro passato che è il nostro futuro. E questi sono valori che non hanno un valore economico, ma in Europa devono capire che non possono scherzare con i popoli, con la storia, con la cultura. Non parlo di religione, quella c'è chi crede, c'è chi non crede. Ieri mattina ero a Pietrelcina perché ero curioso, ero in campagna e prima di andare a Salerno, Avellino, Caserta, sono stato nel luogo natale di Padre Pio, dove mi hanno anche regalato un rosario e la preghiera della mattina, come quella di stamattina e come quella di stanotte, la mia, e vi invito anche la vostra, è per quella bimba di 4 anni che a Napoli sta combattendo per vivere, per vivere. Perché ieri sono andato a trovare quella mamma e quel papà, non da ministro, ma da papà, e vedere che tua figlia scende con la nonna alle 4 del pomeriggio per andare a prendere la merendina e finisce in mezzo alle pistolettate di 2 delinquenti e lotta per la vita in un ospedale attaccata a dei tubicini, è qualcosa che mi dice che dobbiamo fare sempre di più, dobbiamo fare sempre meglio. Non mi accontento del fatto che i reati stiano calando del 15%, meno scippi, meno omicidi, meno furti, meno rapine, meno stupri. E a proposito, io ci provo fino in fondo a far approvare dal Parlamento la legge che per pedofili e stupratori preveda anche la castrazione chimica, oltre che il carcere, perché chi mette le mani addosso a un bambino non è solo un delinquente, ma è un pervertito e un malato che va curato, e i malati si curano passo dopo passo. Quindi per chi crede, speriamo che Noemi possa tornare a giocare con la sorellina, con quella mamma, con quel papà. Se voi non mollate, contate su di me, contate sulla Lega. In bocca al lupo a Fabrizio, in bocca al lupo, fate l'applauso a tutti i candidati sindaci a Pavia e non solo a Pavia, perché fare il sindaco di questi tempi è un mestiere tutt'altro che semplice, però per l'amore per la nostra gente noi diamo la vita e se serve anche di più. Viva Pavia, viva la Lega e grazie di cuore per questa splendida, emozionante
dimostrazione di affetto. Grazie, grazie, grazie di cuore. Ah, che bello! Potere al popolo! Che spara, però chi se ne frega, ma diamo alla sostanza. Dove sono? Dove siamo? Siamo nella nuova sede dell'Agenzia dei Beni Confiscati alla Mafia, alla Camorra e all'Ndrangheta a Milano, nel cuore di Milano. Un mega appartamento con una vista incredibile e 5 bagni. Adesso vi faccio vedere poi che bagni, dove lavoreranno 25 donne e uomini che sequestreranno, confischeranno e riassegneranno ai cittadini per bene ville, villette, immobili, aziende, macchine, box, negozi, terreni sequestrati alle mafie in tutto il nord, perché questa è un'agenzia che si occupa del contrasto alla mafia al nord. Presto siamo alla ricerca della nuova sede a Roma per l'agenzia romana, poi ci sono sedi a Napoli, a Reggio Calabria, però qua si trattavano bene. Adesso innanzitutto questa è la vista che c'è da qua.
Palazzo di Giustizia, proprio per farvi capire dove siamo. E quindi è bello che la sede che ho l'orgoglio di inaugurare veda il Palazzo di Giustizia, però guardate i bagni, come si trattavano. Si vede che certa gente c'ha il trip dei bagni fatti in una certa maniera. Qua uno entra in quello che pare un ufficio, questo è un ufficio dove ci saranno la fotocopiatrice, gli armadi, i fascicoli, però c'era questo bagno, poi c'è questa colonna dove chi occupava questo appartamento prima che diventasse questa sede, mosaico e interrata vasca da bagno. Non so, un po' stile Casamonica, mi verrebbe da dire. Ecco, ovviamente verrà ristrutturata perché chi lavora all'Agenzia dei Beni Confiscati non penso abbia tempo e voglia di farsi il bagno vista mosaico, però guardate marmi, stucchi, decorazioni, specchi. Evidentemente c'è certa gente che fa soldi in maniera bizzarra, che ha la mania dei bagni lussuosi, stucchi, mosaici, ori, ottoni. Niente, questo ovviamente non ci sarà più. Adesso vi porto con me sul terrazzino ed è una soddisfazione perché questa è l'antimafia dei fatti. Mi dicono, bisogna combattere la mafia, e io la mafia la combatto assumendo uomini per l'agenzia, trovando locali dove lavorino questi uomini, dando loro più poteri, più soldi e più mezzi, perché altrimenti la mafia a parole o coi convegni non la sconfiggi. Questa è la vista straordinaria, si esce, siamo nel cuore di Milano. Guardate che bella giornata, stamattina mi sono svegliato a Napoli ed era una giornata stupenda anche lì. Guardate, siamo nel pieno centro di Milano e adesso vi porto in giro. Non è l'unico bagno, ce ne sono 5 di bagni più o meno lussuosi da queste parti. Adesso qua, ripeto, ci lavoreranno, sono quasi 30.000 i beni immobili confiscati alle mafie, mafia, camorra, 'ndrangheta, ormai ci sono anche le nuove mafie, mafia nigeriana, mafia cinese, quindi come forza dell'ordine bisogna essere sempre sul pezzo, però sono più di 30.000 i beni immobili che lo Stato ha sequestrato, ha confiscato, ha assegnato ai comuni, sono diventati asili nido, biblioteche, palestre, commissariati della Polizia di Stato a Palmi, in Calabria, a Corleone, in Sicilia. A Roma sono diventati centri per i ragazzi autistici, in Lombardia sono diventati scuole materne e asili nido. E qua, questo sarà il cuore pulsante. Io ho ancora sto bagno in mente che è la... Però questo è il cuore pulsante di quella che sarà la lotta. Qua, vedete, ci sono altri uffici, computer pronti per essere usati. Questo, ripeto, è il contrasto alla criminalità organizzata operativo, vero, e ringrazio uomini e donne che si dedicheranno a questo. Qua ce n'è un altro di bagno, un pochino più sobrio, però anche qua, insomma, sobrio. Guardate, io a casa mia non ho mai avuto un bagno del genere, però anche qua ceramiche, poi stucchi, decorazioni. Adesso vi porto dalla parte dove ce n'è uno con una statua addirittura. Aspettate un secondo, faccio 2 passi e vado dall'altra parte. Ecco, vado a far vedere l'altro bagno con le altre porte. Ci tenevo a far vedere le porte. E questo è l'altro. Ta-ta, ecco. E ti pare un bagno normale questo? No, c'è un'altra vasca, evidentemente qua avevano la passione delle vasche, adesso qua c'è addirittura la statua che ti guardava mentre facevi il bagno. Ed è bello portare via ai delinquenti questi beni, marmi, contro soffitti, guardate poi che decorazioni, anche un certo gusto artistico. Ovviamente verrà rivisto tutto. Un altro bagno, siamo al quarto, evidentemente avevano diverse urgenze. Questo addirittura c'ha un oblò, guardate che spettacolo. Questa è una cabina doccia, tutta in marmo, non so se riuscite a vederlo da casa, dove avevano ritagliato un oblò con vista sul terrazzino. Quindi qua non ci sono le statue, i mosaici e gli ori, ma qua ci si faceva la doccia con vista su Milano. Certa gente si tratta bene, poi usciamo, adesso non vi voglio tediare anche perché fra poco raggiungo gli amici di Concorezzo in Brianza, poi a Giussano,
poi ho diverse riunioni di lavoro oggi pomeriggio a Milano, stasera sarò a Pavia alle 9:30 in Piazza della Vittoria, so che ci sono dei volantini in cui mi minacciano, mi attaccano come sempre, chi se ne frega. Faccio il ministro dell'interno, non ho paura di niente e di nessuno. Mi dispiacciono, lo dicevo ai giornalisti stamattina, le minacce di morte che mi arrivano quotidianamente non dispiacciono a me, ma dispiacciono per i miei figli. Perché se siete padri e madri, mettetevi in panni di un papà che fa il suo lavoro con tutti i limiti del mondo, pensa di farlo bene, rischiando del suo, mettendoci la faccia, però quando scrivono sui muri Salvini muori, Salvini infame, Salvini crepa, sparate a Salvini, se i tuoi figli vanno a leggere quelle robe su internet non è che sia gradevole. Però fa niente, andiamo avanti. Questo è un altro ufficio che, ripeto, servirà a contrastare la mafia. Vi porto fuori su un altro terrazzino altrettanto stupendo. Questo è un appartamento del valore di parecchi, non centinaia di migliaia, ma probabilmente milioni di euro nel cuore di Milano. Fiori ben curati. Guardate che bella vista su quella che è la mia città. Questi sono i tetti. Lì dentro si facevano la doccia vista Milano. Quindi non più alla delinquenza, ma allo Stato, perché i cittadini per bene, da Napoli a Milano, da Reggio Calabria a Treviso, passando per Bologna e per Firenze, siamo più forti dei criminali. Grazie per il sostegno che mi date, contate su di me, io conto su di voi. Se vi posso chiedere una piccolissima cortesia prima di restituirvi al vostro martedì di lavoro, avete impegni per sabato 18 maggio alle 3 del pomeriggio? Salvatore, Luciano, Massimiliano, Paolo, Sipio, Alessandro, Francesca, Desad, Antonietta, avete impegni? Ecco, io per voi faccio quasi tutto quello che posso, vi chiedo di tenervi liberi e venire a Milano per riempire di entusiasmo, di gioia, di onestà, di voglia di cambiare. Piazza Duomo, a Milano. 20, 30, 50, 100.000 italiani, da nord a sud. Ovviamente i milanesi e quelli che stanno vicino a Milano fanno molta meno fatica. So che arriverà gente dalla Sicilia, dalla Calabria, dal Piemonte, dalla Sardegna, dal Friuli Venezia Giulia, dall'Emilia e dal Lazio, però se vogliamo salvarla questa Europa, evitare che diventi un califfato islamico fondato sulla precarietà, la disoccupazione, la fame e la paura, dobbiamo farci vedere e quindi vi aspetto. Non basta Facebook, non basta Twitter, non basta Instagram, non bastano le cose locali. Vi aspetto sabato 18 maggio, ci saranno le televisioni di tutto il mondo. Se riempiamo quella piazza, vinciamo e andiamo a fare in Europa quello che stiamo facendo in Italia. E l'Italia torna centrale, mai più col cappello in mano a Bruxelles, a chiedere per favore. Quindi ragazzi, sabato 18 maggio, vi aspetto in treno, in autobus, in bicicletta, a piedi, in mongolfiera. Vietati i barconi, coi barconi no. Coi barconi non si arriva più né a Milano né in Italia, però vi aspetto perché non basta lamentarsi e borbottare in ufficio, al bar, a scuola o sui social. Facciamoci vedere, mamme e papà, uomini e donne, giovani e anziani. Con le nostre bandiere ci saranno Marine Le Pen, ci saranno gli austriaci, i tedeschi, i fiamminghi, gli olandesi, i bulgari, i danesi, i finlandesi, gli svedesi. Facciamola vedere questa Europa che cambia, questa Italia con l'orgoglio. Vi aspetto, non ci sarà Fazio, non ci sarà Saviano, non ci sarà la Boldrini. Costoro non ci saranno, ma ci saranno tantissimi italiani per bene che combattono ogni giorno la mafia, la camorra, l''ndrangheta, lo spaccio della droga, scafisti, terroristi, delinquenti vari. Grazie, vi aspetto. Io conto su di voi e voi potete contare su di me. Da Milano, con tutti i bagni sequestrati ai vari delinquenti, passo e chiudo. Want me to love you in moderation,